Buonasera, cari utenti. Trasmettiamo anche in diretta su YouTube e inauguriamo un nuovo format di interventi e commenti in questo periodo sulla situazione dell'indipendenza del Veneto in generale, con alcuni commenti giornalieri. Brevissime note per la giornata di oggi. Beh, innanzitutto la situazione che ha riguardato l'INPS e che è a dir poco clamorosa perché, come dire, a causa di un probabile errore tecnico, grave errore tecnico nella costruzione del sito, gli utenti che si sono collegati tra ieri e oggi hanno potuto visualizzare in chiaro i dati e le informazioni di altri utenti. Questo è una violazione della normativa sulla privacy ed è gravissimo che ciò accada proprio in occasione di un evento importantissimo come la richiesta di sussidi appunto dei famosi 600 euro che sicuramente ha portato diverse persone a collegarsi, però questo non vuol dire che un sito non debba essere attrezzato. Quindi ci sono stati due tipologie di problemi. Una, la incapacità di connettersi, e quello come dire, è stato un dimensionamento molto dilettantesco di un sito, sapendo che tutta Italia sarebbe collegata. E l'altro invece, forse per certi aspetti ancora più grave, probabilmente, un qualche errore tecnico che ha permesso agli utenti di accedere in chiaro. Adesso il sito è stato messo, come dire, offline dopo queste problematiche, però anche il garante sulla privacy si è detto molto preoccupato. Un altro appunto sulla, diciamo, la non felice scelta di ieri da parte invece della Regione Lombardia di fare una conferenza stampa per l'inaugurazione dell'ospedale presso la Fiera di Milano, perché non credo che questo, anche se sicuramente ci saranno stati tutti i controlli del caso sui partecipanti e il rispetto immagino, delle distanze, del social distancing, però questo come segnale non è positivo anche per i cittadini che invece sono costretti a casa e sicuramente se facessero qualcosa di questo tipo incorrerebbero in gravissime sanzioni. Dopo volevo segnalare un'altra veloce cosa, ovvero che oggi tutti i giornali hanno titolato Hong Kong per la seconda volta va in lockdown perché ci sono nuovi casi. In realtà è una notizia non vera, perché non è mai andato in lockdown in realtà Hong Kong una prima volta e sicuramente ci sono nuovi casi, però non siamo nemmeno lontanamente nella situazione grave che invece riguarda tutta l'Italia, se vogliamo, certo con differenze, perché il Veneto ovviamente come sappiamo, ha dei numeri diversi, delle tendenze diverse, però siamo sicuramente su altri livelli. Anzi, credo che proprio l'esempio di Singapore sia la dimostrazione di come, e in generale dei paesi asiatici, diversi dalla Cina, sia un esempio di come si possa immaginare di prepararsi per affrontare una ipotesi, non sappiamo ancora quando, di riapertura graduale delle attività e di un ritorno almeno parziale alla normalità. Perché è proprio grazie alle tecnologie che quei paesi asiatici hanno introdotto che è stato possibile gestire il tracciamento dei positivi e anche risalire nel tempo a tutti i contatti che hanno avuto per contenere appunto il contagio e la diffusione stessa del virus. A me sembra che questi, diciamo, modalità di presentazione della notizia da parte della stampa italiana sia un po' sospetta e sia sempre, come dire, nasconda il tentativo di far vedere che insomma, bene o male, tutto il mondo è paese. Invece la realtà è che in Italia
è del tutto evidente che c'è stata una gravissima impreparazione, che sono stati persi 2 mesi di tempo, un mese sicuro e poi probabilmente anche un altro mese, e questo ci ha visti impreparati, per esempio su una condizione base come le mascherine. È incomprensibile che siano ancora introvabili dopo tutto questo tempo, e invece segnaliamo da questo punto di vista un'altra notizia, sempre un paese asiatico, Taiwan, non la Cina, ma Taiwan, che ha regalato una decina di milioni di mascherine ai paesi occidentali coinvolti, Stati Uniti e paesi europei, in primis appunto l'Italia, che assieme alla Spagna è probabilmente il paese che vede la situazione più critica in questo momento. Che dire, quindi se c'è una lezione che viene proprio non dalla Cina, ma da Taiwan. Un altro punto che volevo considerare era quello, come dire, un errore che viene perpetrato, e che rientra nella vasta casistica di errori che anche Harvard Business Review recentemente in un suo articolo dedicato proprio alla gestione della crisi coronavirus da parte dell'Italia ha rilevato, ovvero diciamo in questo caso il fatto che i positivi con lievi sintomi o addirittura asintomatici vengano messi in quarantena assieme al resto della famiglia in casa, e questo comporta con grande probabilità il contagio di tutti gli altri membri della famiglia stessa. Molto probabilmente, come suggerito da qualche osservatore fin dai primi tempi nei quali la crisi è emersa in tutta la sua come dire, drammaticità, sarebbe stato più opportuno utilizzare per esempio degli alberghi, certamente con del personale poi infermieristico o comunque in grado di gestire l'assistenza domiciliare che si sarebbe resa necessaria in queste strutture, ma che comunque già di base erano delle strutture attrezzate per poter ospitare delle persone anche in maniera, se vogliamo, isolata, con tutti i servizi del caso. E se consideriamo che gli alberghi in questo periodo sono tutti chiusi, probabilmente questa è stata una scelta mancata, ed è una scelta che potremo mettere in cantiere fin da subito, già comunque ancora oggi. Mi fermerei qui con i commenti fino a questo momento, se non rilevando, per quanto riguarda ovviamente, visto che comunque nel titolo, nell'argomento, noi parliamo anche di indipendenza del Veneto, che il Veneto proprio sta diventando un caso, se vogliamo, di studio, grazie soprattutto all'opera del professor Crisanti in primis, che ha avuto l'intuizione di come dire, gestire una linea di test diversa, una policy di applicazione dei test diversa da quella raccomandata dallo Stato italiano, e che ha portato il Veneto probabilmente ad avere un andamento nel numero dei contagiati e anche poi nella gestione degli stessi, con maggiore affidamento alle cure come dire, domiciliari per i casi meno gravi, che ha portato a contenere molto meglio il virus, per esempio, rispetto a quanto è successo nella vicina Lombardia, che certo non bastano questi elementi per giustificare probabilmente questa situazione diversa, però è chiaro che il Veneto ha dimostrato, come dire, di saper fare da sé. Chiaramente timidamente, dico io, in questo momento, però è già una prima dimostrazione probabilmente di come meglio avremmo gestito questa situazione di crisi se fossimo stati indipendenti, così come per esempio lo sta dimostrando la piccola Slovenia, che è vicina come dire, geograficamente, ma indipendente, uno Stato che ha la dimensione della Lombardia, ma meno della metà degli abitanti del Veneto, a circa 2 milioni di abitanti, e sta dimostrando di gestire la situazione virus con molta più efficienza e minor panico, se vogliamo, che non il grande Stato italiano. Ecco, il Veneto indipendente probabilmente avrebbe saputo gestirlo meglio, per cui
far parte di uno Stato così elefantiaco, disorganizzato, incapace, impreparato, con una classe dirigente imbarazzante, come è sotto gli occhi di tutti, mette a repentaglio non solo la nostra economia, come abbiamo potuto testimoniare in tutti questi anni di furto delle nostre risorse, di furto fiscale delle nostre risorse, con 15-20 miliardi di euro di tasse che ogni anno vengono sottratti al territorio, che vanno altrove, rispetto ai 70 miliardi di euro che paghiamo circa ogni anno di tasse, ma ora anche vengono messe a rischio purtroppo anche la nostra stessa salute, la nostra stessa vita, e quindi al più presto per i veneti si imporrà la scelta fondamentale di optare per la propria indipendenza, e questo penso vada a beneficio di tutta la popolazione, non solo del Veneto ma anche del resto d'Italia, che se probabilmente si dividesse in stati più piccoli, più efficienti e anche più responsabili sotto ogni punto di vista, probabilmente ne avrebbe da guadagnare, ne avrebbero da guadagnare tutti, in particolare i cittadini. Cari amici, ci sentiamo per la prossima pillola di commenti, sempre in tema di Veneto, indipendenza e in questi giorni di coronavirus, e vi do un caro saluto dandovi appunto appuntamento a breve. Grazie.